questa è una ragazza che si occupa anche di grafica e tipografia, fa questi lavori. Ecco il Parlamento, avvocato. Questa è la sala del Parlamento, del primo Parlamento siciliano. Qua si vedono i convocati in questa stessa sala con delle finte finestre e con queste linee rosse e gialle. Verticale. Andiamo a cercarli, vediamo chi è l'artista, come si chiama? Ve li posso presentare io? Riccardo Orlando. Voglio sentirlo. Riccardo Orlando. Ho sentito Militi, Geraci, guarda che è interessante. Oh, professore. Allora è chiaro. Professore, ci vuole commentare le sue opere? Come no? Allora, buonasera. Come andiamo? È una solitudine infinita, veramente, si presta per fondo. Bello, mi piace anche l'altro, che ho sentito la tua... Le migliori soluzioni e più noi speriamo che Queste sono le opere di Pippo Calipò. Maestro Giuseppe Geraci. No, io una settimana. Il professore Demetrio Scopelliti dell'Istituto d'Arte di Messina e il dottor Aurelio Valentini, il maestro Valentini. Claudio Militti, insegnante, professore di storia dell'arte. Ecco uno degli autori che ci commenta i quadri. La proiezione sul futuro, no? La proiezione sul futuro, quindi la maternità e il concepimento, quindi in un certo senso è come se l'uomo stesso minacciasse il futuro. Alla fine questo proprio il conto alla rovescia, qua c'è un pilota sbagliato, perché questo era un altro quadro, non è questo, questo è una conto alla rovescia. Questo proprio insomma ha poco da dire, insomma si presenta da sé. Diciamo la fragilità della condizione. Pippo Calipò. Lui è l'autore di questo. Per cui da questo
Le posso presentare il maestro? Il maestro danno qualche notizia su questo. Professore della scuola d'arte. Professore della scuola d'arte. Buonasera, vi presento l'avvocato La Rosa di Palermo. Stavo avviando le sue opere. Professore Demetrio Scopellini. Pardon. Un altro artista è questo qua. L'avvocato La Rosa di Palermo, la signora queste sono le prove, vero maestro? Ci vuole fare qualche commento per i nostri amici palermitani? La materia è resa più dignitosa, anziché essere mistificata e trattata male nelle pareti, come normalmente si usa, è presa e messa su un lavoro. In effetti questi sono intonaci, stucchi e cemento che si usano normalmente per costruire, per fare anche le mattonelle a terra. Io l'ho preso e l'ho portato, secondo il mio punto di vista, a un'altra dimensione. E le varie stratificazioni del materiale corrispondono alle varie le varie